Quella che dà Lucchetto, anzi lui l'hai, 100 euro. Due minuti e 40 e basta. Guarda perché chiacchierato di uno. Maurizio, tu oggi sei qui a fare la tua protesta, anzi a continuare la tua protesta dopo averla fatta già in Piazza della Signoria. Ecco, oggi cosa vuoi dire? Io voglio dire che innanzitutto di diffondere il più possibile questi video, perché più persone lo vedono, più persone sanno quello che succede e più usiamo la rete, perché la stampa cerca di determinate cose di tenerle nascoste, quindi più usiamo la rete, più diffondiamo, più persone vengono a sapere. Devono sapere cosa? Devono sapere che il PM Luca Turco, che è il pubblico ministero fiorentino, comunque che lavora nella procura di Firenze, che ha tutte queste denunce in mano che riguardano Matteo Renzi, non sta indagando, sta tenendo tutto fermo lì nella sua bella scrivania, nel cassettino, e non sta indagando su cose che se un cittadino normale, qualunque, avesse solo una di queste reati, sarebbe sicuramente tartassato, vessato. Quindi diffondete il più possibile queste informazioni, questo cartello, questo video, e fate in modo che il PM Luca Turco indica una conferenza stampa e spieghi perché le motivazioni reali e valide che non esistono, però ce lo faccia sapere, perché non indaga sul Presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché è il Presidente del Consiglio, è quello che sta guidando questo paese, non ce lo dimentichiamo, cioè non è più il sindachino di Firenze, è il Presidente del Consiglio, che Napolitano l'ha eletto senza farlo votare, ma comunque è sempre quello che sta distruggendo l'Italia. Quindi PM Luca Turco, spiegaci a tutti noi italiani che vogliamo giustizia perché non indaghi su Matteo Renzi. Dacci delle motivazioni valide. Grazie. Cosa vuoi aggiungere alla tua precedente protesta? Voglio semplicemente aggiungere che non mi fermo qui, oggi c'è il Ponte Vecchio, per dimostrare, prima in inglese, è stato dimostrato in inglese, adesso c'è scritto presente tutto qui su questo cartello, tutto ciò che è presente nella procura di Firenze che riguarda Matteo Renzi, il presidente non eletto dai cittadini italiani, che sta distruggendo questo paese. Bene? Siccome c'è tutte queste denunce sono presenti, non per niente il signor Fabio Giorgetti, attuale consigliere comunale di Palazzo Vecchio, a causa della mia denuncia che offriva buoni dell'Esselunga da 25 euro per votarlo alle amministrative, cosa gravissima, mi ha denunciato per calunnia. Bene, ha fatto benissimo, perché adesso almeno si inizia un po' a scoperchiare il calderone, perché ci sono cose molto belle dietro a queste buone dell'Esselunga, e poi verrà fuori delle determinate cose molto carine su questa argomentazione. Le tengo in caldo, non vi preoccupate. Ecco, tu hai fatto un appunto ben preciso anche sul cartello riguardo il PM Luca Turco. Esatto, perché il PM Luca Turco è il PM, il pubblico ministero che segue tutto ciò che riguarda Matteo Renzi, chiaramente, stranamente, ma ci mancherebbe, tutto illecito, cioè assolutamente, però bisognerebbe che il signor Luca Turco spiegasse al popolo italiano e ai cittadini fiorentini come mai tutto viene fascicolato modello 45 e non viene indagato su un premier, Matteo Renzi, che è famoso in tutta Italia e in tutto il mondo per le sue grandi chiacchiere, anche per i suoi viaggi. Non viene indagato, cioè, per tutte queste denunce qui, cioè almeno indaghi, poi viene verificato che non c'è niente. Ci mancherebbe, la giustizia deve fare, vedete, ho fatto una bilancia apposta, perché la bilancia non deve stare così. Nei tribunali c'è una bilancia che è pari, vale a dire la legge è uguale per tutti. La legge è uguale per tutti, poi si parla di un signor Matteo Renzi che compra un aereo di Stato, un A330, un Airbus, per fare i suoi voli di Stato, per andare a New York quando ci sono persone in Italia che hanno bisogno, che avrebbero i terremotati, non vengono visitati, gli alluvionati a Genova, gli esodati, poi mi sento dire in televisione dal signor Matteo Renzi ma c'erano due tenniste, non potevo mancare a New York, certo, ma ci sono anche persone che muoiono di fame, ci puoi mancare lì? Pezzo di merda, questo ce l'aggiungo io. E denunciami pure per diffamazione, non me ne frega niente, tutto il popolo italiano te lo dice, non te lo dice Martino Morito. Migliore dell'Italia, perché il sì, vabbè, ma questo non voglio entrare nel merito di chi possa votare determinati partiti, però io non sono qui a dimostrare un'idea politica, sono qui a dimostrare che ci vuole giustizia ed onestà. Ciò che in questo paese purtroppo sta diventando uno schifo, perché va avanti solo chi è corrotto, chi è colluso,
chi c'ha le mafie dietro, le cooperative. E qui guarda, questa è una dimostrazione bella lampante, perché ci sono tanti reati denunciati dal Palazzo di Giustizia di Firenze, sono tanti reati, su Matteo Renzi, Fabio Giorgetti, Lista Nardella, e nonostante tutto il PM Luca Turco non spiega come mai questi fascicoli vengono messi al fascicolo modello 45, un non reato, anziché il fascicolo modello 21, perché vorrei spiegare alle persone qui presenti che il fascicolo modello 21 è un'ipotesi di reato, cioè ogni denunzia che riporta nomi e cognomi deve essere fascicolata come ipotesi di reato, modello 21, il PM deve indagare per forza, e secondo Luca Turco non lo fa. Forse ha una promozione promessa? Ma non si sa. Però chissà come mai sul signor Matteo Renzi non si indaga su niente, per creare un popolo di giovani idioti che non possono essere istruiti, non possono essere informati, così li puoi rigirare come cavolo ti pare. Vabbè, questo è il loro progetto. Matteo Renzi, ma a chi la puoi spiegare? Le tue buffonate, a chi le puoi spiegare? Ascolta, il tuo avvocato Carlo Taormina, Sì? in merito a tutte queste cose, cosa sta facendo per quanto riguarda il tuo caso? Perché quello di Alessandro già lo sappiamo, per quanto riguarda il tuo Per quanto caso? mi riguarda il mio caso, sta verificando come mai la denuncia sulle primarie 2013 è sparita. Dal mio 335, ex 335, che ho richiesto come parte indagata e parte offesa, avendone diritto, perché ho presentato delle denunce come parte offesa. Risulta che la denuncia sulle primarie è sparita. Sono solo denunciato per calunnia, perché ho detto che il Giorgetti poi offriva buoni dell'S lunghe da 25 euro. Però il PM Luca Turco o chi per lui hanno fatto molto velocemente iscrivere Martilli Maurizio nel registro degli indagati, mentre tutti questi personaggi sono ancora lì a... Vabbè, comunque ribadiamo che tutte queste cose accadono perché il popolo italiano che non fa assolutamente nulla. Come? Cioè, nel senso, se queste persone sono furbe e si sono fregati il potere in Italia, hanno tolto la sovranità, l'hanno regalato, eccetera, eccetera. Cioè, gli è stato permesso dal popolo italiano. Certo, ci mancherebbe, quello è chiaro ed evidente, cioè, come si dice, se il ladro ruba e non viene arrestato, continuerà a rubare, quello è, purtroppo se è nell'indole e comunque anche dell'essere umano, ma ci mancherebbe, ma ci dovrebbe essere una legge o una giustizia che impedisce determinate cose, questo mi sembra evidente. Loro stanno continuando a fare il loro porcaccio comodo perché gli è consentito da questi personaggi collusi, e probabilmente, come dice l'avvocato Marra, nella magistratura fiorentina c'è anche una grossa quantità di massoneria, una massoneria deviata che segue altre filosofie. Bene, non ho paura di sfidare nessuno, perché se uno ci mette l'onestà in campo deve andare a testa alta, devono avere paura questi personaggi qui, questi personaggi scritti qua sopra. Il signor Luca Turco faccia una conferenza stampa pubblica e spieghi perché non sta indagando su questi reati, nonostante le prove mostrate, testimoni che hanno testimoniato negli uffici della Digos per quanto riguarda le mie denunzie, tutte le prove presentate a quintali da Alessandro Majorano. Quindi ci sono determinate cose, non è che ci siamo svegliati la mattina e abbiamo deciso di rompersi i coglioni con questo personaggio, è perché tutto il popolo italiano si è ridotto le palle di questo personaggio. Però non si muovono. E con determinate situazioni, no, piano piano si muoveranno. La gente è con queste iniziative che capirà che il coraggio, quando si è onesti, si può avere. Maurizio, d'accordo, quindi tu oggi sei qui sotto il monumento di un grande di Firenze, per fortuna che ci sono i grandi a testimonianza di Firenze, perché purtroppo i piccoli stanno distruggendo quello che hanno fatto i grandi. Ecco, tu ovviamente ora non terminerai qui la tua protesta, la porterai, ci hai detto che la porterai a Roma. Certo, assolutamente, non vi dirò chiaramente la data, ma ci sarà una bella sorpresina a Roma, sempre così, Saremo a Roma con altri cartelli che spiegheranno ai cittadini romani e ancora in maniera più eclatante al mondo quello che è questo personaggio, che c'è scritto qui, vedi, Matteo Renzi, quello che è questo personaggio per l'Italia, come è agganciato con l'Europa, con i poteri forti, chi lo protegge, chi non lo protegge. A Roma arriveremo come cantava Venditti nella vecchia canzone, bomba o non bomba, arriveremo a Roma, non bomba, ma arriveremo a Roma. Ok Maurizio, grazie, da Ponte Vecchio abbiamo concluso.